Allora, prima di ritornare alla panificazione, dedichiamoci un attimo all'associazione 50 e più, proprio per dare, di raccontare le opportunità offerte Allora, dall'associazione. intanto diciamo che a livello Veneto rappresentiamo, come ho detto prima, 30.500 associati. Ecco, Quindi siete una forza, siamo insomma. una forza piuttosto viva anche. Io sono il presidente regionale del 50 e più come associazione, mentre 50 e più e Nasco abbiamo nel Veneto e a Vicenza il presidente nazionale, che è il vicepresidente Confcommercio, che è Sergio Rebecca. Ecco, questo Che per è quanto presidente riguarda, ASCOM di che è Vicenza. presidente Ascom di Vicenza. Io sono il presidente regionale e presidente della provincia di Vicenza. Che cos'è che vogliamo fare come associazione di ultra cinquantenni? È quello di rilanciare il valore individuale e sociale degli over 50. Ripeto, parliamo di over 50 perché non abbiamo solo pensionati all'interno della nostra associazione, ma abbiamo anche tutti coloro che vogliono iscriversi e ritengono di poter usufruire di tutte le iniziative che le 50 e più può offrire. Per cui pensionati ma anche dipendenti, ma non solo del settore commercio, turismo e servizi, ma anche di altri settori. Noi abbiamo soci anche professionisti, insegnanti, maestri, artigiani, coltivatori, cioè abbiamo una miriade di associati. Ma abbiamo anche dei simpatizzanti oltretutto, sono gli under 50. I simpatizzanti noi li abbiamo creato almeno Vicenza, ma anche in altre parti d'Italia, li abbiamo creati nel settore sportivo. Abbiamo un'associazione sportiva che è la SD 50 e più, in modo particolare si sviluppa nel settore del ciclismo. Ma cosa diamo? Diamo varie opportunità. Tanto di amicizia nel stare assieme perché E questo è già importantissimo. organizziamo incontri, incontri sulla salute e il benessere, organizziamo incontri così di pranzi di compleanni, di pranzi sociali, pranzi natalizi e poi sviluppiamo anche l'interesse del singolo socio. E mi spiego meglio, vi ho parlato del settore sportivo perché molti sono sportivi e partecipano alle Olimpiadi della terza età che le facciamo come associazione nazionale. E lì molti dei nostri soci sono presenti e il Veneto si è sempre distinto perché abbiamo Venezia per esempio che è una delle province che porta il maggior numero di sportivi e più di qualche volta ha vinto le Olimpiadi ecco delle 50 più, per cui noi come Vicenza invece abbiamo vinto i trofei del ciclismo per ben 3 anni consecutivi, ecco, per cui nel Veneto c'è questa rappresentanza proprio nel settore dello sport. Non solo, ma se parliamo anche del settore della cultura, abbiamo molti nostri artisti in fotografia, in quadri, in poesia o in racconti vari del settore letterario che partecipano ai concorsi di prosa, poesia, pittura e fotografia organizzati dalla 50 più nazionale. Da ultimo ci sono stati 2 super vincitori. I super vincitori sono coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze in base a un questionario della nostra rivista. Abbiamo una rivista nazionale che si chiama 50 e più. All'interno della rivista c'è questo questionario per votare i migliori, secondo i lettori, i migliori artisti. Noi eravamo presenti nel settore della poesia e nel settore dei quadri, di arti Quindi figurativi, e abbiamo vinto 2 primi premi, ecco, insomma, in insomma, dai, ci Veneto, sono anche per dei cui riconoscimenti. ecco, ci sono stati dei riconoscimenti. Non tralasciamo neanche il problema della salute e del benessere, perché la salute e il benessere è molto importante, per cui l'organizzazione che vengono fatte in tutte le province del Veneto riguardano incontri sulla salute organizzati in collaborazione con i medici ospedalieri o medici professionisti che ci parlano delle varie problematiche che riguardano la salute e il benessere. Ecco, questo però non dobbiamo dimenticare che noi come Confcommercio facciamo anche un'altra grossa manifestazione. Noi diciamo sempre che i nostri operatori oltre i 50 anni sono una risorsa del Paese. Una risorsa nel senso che sono degli imprenditori, la maggior parte di soci sono imprenditori, che hanno una capacità professionale, hanno una competenza, hanno un'esperienza. Ebbene, ogni anno organizziamo i maestri del commercio. I maestri del commercio è quella cerimonia durante la quale diamo degli attestati di benemerenza
e con delle aquile, chiamiamole acque d'argento per chi ha fatto 25 anni di attività, aquila d'oro per chi ha fatto i 40 anni di attività o aquila di diamante per chi ha fatto i 50 anni di attività. Quindi avete anche questo ulteriore elemento per E valorizzare, questo è un insomma, le elemento per professionalità. valorizzare il nostro associato. Ma abbiamo anche chi interessa i viaggi, per cui organizziamo anche tour turistico-culturali sia in Italia che all'estero, Sempre per gli associati. sempre per gli associati. Non possiamo svolgere attività imprenditoriale perché altrimenti andremo Benissimo, fuori quindi dal sappiate, nostro questo è un campo. ulteriore... Il sito? Devo aggiungere Il qualche sito cosa? www.50ipiù.it. E se non è le ASCOM, e poi un dato di contesto, perché secondo me più avanti andranno e più lavoro avranno, perché oggi la quantità di persone anziane oltre i 65 anni, ma loro rappresentano anche i cinquantenni, in Veneto è il 21 e qualcosa per cento, 21%. quindi un quinto, ma 10 anni fa era solo il 18%. Quindi la popolazione veneta sta invecchiando. Sì. Però se la raffrontiamo all'invecchiamento delle popolazioni del nord-est, allora diciamo che la popolazione più giovane, quella che invecchia più lentamente, è quella del Trentino Alto Adige. Poi c'è il Veneto, a seguire l'Emilia Romagna, e la più vecchia di tutte è il Friuli Venezia Giulia. Ecco, così abbiamo Esatto. completato un quadro conoscitivo per cui bravi, complimenti, viva le aquile, Viva le aquile. e tanto grande e buon lavoro. Grazie. Perfetto. Allora, torniamo rapidamente, che il tempo vola, alle vostre iniziative invece, visto che parlavamo di iniziative varie. Sì, iniziative. Noi abbiamo per anni come panificatori Soretti aiutati molto dalla Confcommercio, che ci ha portato ad ottenere una legge sul pane fresco. È una seconda legge in Italia dopo quella della Lombardia, che è stata approvata quasi a differenza di un mese l'una dall'altra. E questo è anche un motivo d'orgoglio, se vogliamo, perché abbiamo posto in evidenza e con chiarezza qual è il pane fresco, prima di tutto. Poi questa legge voleva essere anche una tutela non solo per la categoria, ma anche per il consumatore. E quindi si aveva la pretesa, avevamo chiesto ed era messa nella legge, che quel tipo di pane che importiamo dai paesi dell'est, congelato, che ha anche qualche anno di stoccaggio e che arriva qui nella grande distribuzione, potesse essere etichettato nel modo corretto. E cioè che il consumatore, che poi è padronissimo di scegliere qualsiasi cosa, sapesse da dove viene, chi l'ha fatto e quando è stato fatto. Purtroppo questa cosa Bruxelles ce l'ha bocciata. Ce l'ha bocciata indicando una limitazione della libera circolazione delle merci. Quindi, facendo una legge a fianco a questa, dove io, nella mia azienda, importo pane congelato dalla Romania, dalla Romania o da qualsiasi altro paese ovviamente, certo. lo porto qui, lo devo confezionare perché la legge vuole che venga venduto confezionato e a quel punto, nel momento in cui io lo confeziono, divento anche il produttore, per cui non si saprà mai da dove arriva. Questo è un danno grossissimo, ma soprattutto anche abbiamo tentato di portare le nostre ragioni a Bruxelles, spiegando che in Italia Quindi il blocco abbiamo una concezione completamente diversa di questo tipo di prodotto, ma come di tanti altri. La signora, la mamma che la mattina esce di casa e va in un panificio o dove si vende pane, è convinta sempre di comprare pane fresco. E così non è. Non è vero, non è così. Mentre la cosa è poco rilevante in Germania, in Spagna, anche in Francia stesso, dove il 50% della produzione è congelata. Questo è il problema di tutta l'industria l'industria agroalimentare italiana. Sì. Abbiamo tentato anche su altri versanti, forse non siamo capaci di farlo, di tentare abbastanza, di pretendere la denominazione d'origine. Non c'è verso, solo se è legata a un territorio. Ma questo è insufficiente perché deprime la capacità e il valore dei nostri produttori.
Questo bisogna dirlo alla gente, perché pensa che magari noi vogliamo nascondere le cose. Noi vogliamo essere trasparenti. Non ce lo Assolutamente. consente non Roma, non ce lo consente Bruxelles. Certo, certo. Perché ha da tutelare dei macro interessi che sono quelli che portano a pochi gruppi che hanno paesi interi da fornire e che hanno un ruolo importante. Anche marchi famosi e multisferici. Ma Dico poi, ben- tra l'altro, come accennava anche prima il dottor Somariva, noi abbiamo un controllo sanitario che è forse uno dei più efficienti. E quindi, mentre noi siamo soggetti a questo tipo di controllo nelle nostre produzioni, cioè io sinceramente una mano sul fuoco per quello che succede in Romania non la Quindi metto. mangiamo italiano e anche veneto. Giusto? Quindi diciamo che è diventata una legge un po' monca, se vogliamo. Però qualcosa di... Per contro Ecco, abbiamo, la legge prevedeva anche l'opportunità da parte di da chi lo ritiene di fregiarsi del marchio di qualità, cioè il forno di qualità. Qual è il forno di qualità? Esatto. Il forno di qualità è quello che, secondo la legge, deve rispettare un certo disciplinare di produzione che abbiamo stabilito nel tempo e che domani presenteremo a Padova, al Pedrocchi, come iter conclusivo di questa legge, perché era l'ultima cosa che si andava a discutere. Il marchio di qualità prevede appunto il rispetto di questo disciplinare che va ad incidere molto soprattutto sulle metodologie di produzione, non tanto sull'ingrediente stesso, perché l'ingrediente abbiamo ovviamente cercato di fissarlo in prodotti naturali scelti, selezionati, per dire il burro rispetto alla margarina, lo strutto per chi lo usa di suino vergine piuttosto che emulsionati. Siamo alla fine, dica, ma su che cosa? Sulla modalità di produzione? Sulle procedure di produzione, e cioè metodi di impasti indiretti, quindi con le bighe il giorno prima, e con il lievito madre. Non si devono assolutamente operare impasti diretti, che sono quelli che poi voi sapete meglio di me, richiedono l'utilizzo del miglioratore per chiarito essere... anche questo. Ecco. Bravo, Chiarito anche bravo. questo. Allora a questo punto però bisogna sempre chiedere, perché purtroppo moltissime panetterie il miglioratore lo usano e anche il lievito madre non lo mettono. Sì. Soltanto ai 2 o 3 tipi di pane che hanno il lievito madre, gli altri ti dicono chiaramente non c'è. Ma guardi che Bruxelles ci ha bocciato anche questo, perché nel disciplinare ci ha assolutamente preteso che si potesse utilizzare anche il miglioratore. Vabbè. Perché tutto sommato, finché non è considerato o finché non è dimostrato che è un prodotto che fa... si può utilizzare. insomma, Vabbè, comunque per avere chi maggior chiarezza, chiedere al proprio fornaio, eccetera, che possa darci queste garanzie. Benissimo, io vi ringrazio naturalmente, grazie anche ai nostri telespettatori di averci seguito e ci ritroveremo in un prossimo ciclo, a questo punto di appuntamenti, dove utilizzeremo sempre la formula, magari se possibile delle ricette, cercheremo di accontentare quelle signore, immagino siano al femminile, anche se non tutte erano firmate, che chiedevano i dolci. Ed effettivamente i dolci della tradizione potrebbe essere uno spunto, lo lanciamo là perché alcuni ce li hanno anche chiesti. Grazie ancora, buon proseguimento, ci troviamo domani come sempre.